Oggigiorno la maggior parte delle merci che consumiamo viene movimentata attraverso il trasporto su gomma. Abilità, impegno e spirito di sacrificio sono richiesti ai guidatori di questi mezzi pesanti, ribattezzati bisonti della strada per le loro notevoli dimensioni. 44 tonnellate per 17 metri di lunghezza, 2,60 metri di larghezza e 4 metri di altezza, lanciati a 120 km/h, giorno e notte, vere e proprie bombe viaggianti. Quando percorriamo le strade con le nostre autovetture, diciamolo pure, siamo un po' intimoriti da questi mezzi pesanti. Una paura recondita che il cinema ha ben rappresentato nel noto film americano intitolato Due. Protagonisti l'autista di un articolato che perseguita, senza una apparente ragione, un incolpevole e tranquillo commesso viaggiatore a bordo della propria vettura. Get back in the bus, please, come on, back in the bus. Hey, stop! La leggenda metropolitana descrive i camionisti come individui rozzi, dalla stazza enorme, 150 kg di peso, con la maglietta che non riesce a coprire la voluminosa pancia e con il corpo tatuato. Tutti ricorderanno certamente il camionista che nel film Rosso, Bianco e Verdone, diretto dall'allora giovane Carlo Verdone, si ferma per fare una puntura alla nonna del protagonista del film. Vabbè, allora dove starebbe secondo lei l'errore? Dove sta? Ma basta, questo mi sta terrorizzando, nonna. Ma chi è cercato? Mi messi buono, figlio mio. Questo è il signore che c'ha competenza, non lo vedi? Competenza? Competenza di che? È un camionista. Ma i camionisti sono bravi. Io mi ricordo facevo amore con un camionista, era tanto buono e bravo. La figura dell'autotrasportatore è ben più complessa e variegata di quanto ci è stata descritta nei film. Chi meglio allora di un camionista ci può descrivere il proprio lavoro? Il portoguarese Fabrizio Piras, da quasi un ventennio macina asfalto a bordo del proprio camion e, di recente, ha deciso di scrivere un libro per raccontarci la sua vita di autotrasportatore. La solitudine che si prova stando in cabina, il sesso mercenario, gli incidenti, la concorrenza dall'Est Europa e molto altro. La presentazione del libro è avvenuta sabato 19 giugno 2010 presso il caffè letterario Donati di Portogruaro, dove un numeroso pubblico, superiore alle aspettative degli organizzatori, ha seguito con particolare attenzione le domande che Massimiliano Santarossa, scrittore e scopritore di talenti letterari per la casa editrice Biblioteca dell'Immagine di Pordenone, ha rivolto a Fabrizio Piras. All'evento erano presenti anche l'assessore alla cultura del comune di Portogruaro, Anna Maria Foschi, e la responsabile della biblioteca cittadina, Loretta Balasso. Lui all'inizio del libro divide in due grosse famiglie i camionisti, una il camionista e una il camionaro, e lo racconta bene. Magari adesso ci racconti cos'è, anzi raccontaci cos'è la differenza tra camionista e camionaro, poi faccio l'altra domanda. Beh, molto semplicemente il camionista e il camionaro si distinguono perché il camionista fa una vita abbastanza regolare ed è la parte buona di questo lavoro. Il camionaro è l'estremista, è l'ultra. La parte buona cosa vuol dire? Che rispetta le regole in genere, proprio come persona solitamente si comporta degnamente in giro, perché comunque conduce una vita abbastanza normale, può rientrare la sera, curare i suoi affetti, curare i suoi interessi.
Il camionaro invece è quello che estremizza tutto, quello portato a fare ore su ore, a non dormire mai, a infrangere le regole, e questo modo di vivere così estremo lo porta anche a estremizzare la propria persona, a diventare più cattivo, a diventare più duro verso tutti gli altri. Ed è un distinguo che sentivo di fare. Questo distinguo nasce da una battuta scherzosa. Mi ricordo tanti anni fa, parlando con un collega, mi fa: ma tu sei camionista o camionaro? E faccio: che differenza c'è? Io ero ancora agli inizi quella volta. Io il camionista va in bagno e dorme a casa, il camionaro invece la fa sulla ruota e dorme in cuccia. E allora io faccio il camionaro, una vita da cani, cuccia e ruota, ecco. Però dietro a questa battuta scherzosa ci stanno due mondi completamente diversi. Ci sono molte sfumature, ci sono molte sfaccettature, però ci sono dei distingui ben precisi, e il camionaro è l'estremista, insomma, di questo lavoro. Per cui la parola incidente cosa significa per un camionista? Quanti ne hai visti? Quali hai visti? E cosa significa? Qual è la paura? O è più forte l'adrenalina e quindi corri comunque e non ci pensi? Beh, al di là, nel tempo vince comunque l'adrenalina e comunque devi andare avanti. Gli incidenti se ne vedono tanti, dalle piccole cose a degli incidenti veramente cruenti, come metto anche nel libro, come racconto nel libro, che ne riporto un 3 ad esempio, tra cui quello che hai citato anche tu, dell'8 agosto del 2008. Con l'incidente si ha a che fare ogni giorno, e rischi la vita ogni giorno, perché basta una distrazione tua o di qualcun altro ed è fatta, insomma. Sono degli automezzi grandi, pesanti, e bisogna sempre stare molto attenti. Ogni tanto l'attenzione può venire meno e fa il danno. Perciò l'incidente ce l'hai sempre, è una cosa che devi fare, come tu hai a che fare con la carta, con il foglio di carta, con la penna. Io ho a che fare con l'incidente. Noi abbiamo a che fare con l'incidente. In questo viaggio di ore e ore e ore ci sono di mezzo, ci sono anche cose più leggere in questo libro, ci sono di mezzo anche gli autogrill. C'è una bellissima canzone di Guccini, però negli autogrill si trova di tutto, dalle donnine che fanno compagnia, al camionista solitario, al camionaro, anche al camionista, perché no? Insomma, il camionista un po' meno, perché è serio. Mia la serietà degli italiani, ormai ho smesso di crederci quando ero bambino, però insomma le donnine simpatiche, poi ci sono queste cene così volanti, poi ci sono anche però, mi raccontavi, noi le abbiamo proprio potute mettere anche un po' per motivi legali, però gli autogrill, quelli famosi in tutta Italia, dove è meglio non fermarsi. Qua nel nord-est, bene o male, a parte qualche caso isolato, si è abbastanza tranquilli, perciò se si gira sulle nostre autostrade si è abbastanza bene. Quando cominciamo ad andare già da Padova in poi, sia in direzione di Milano che in direzione sud, allora bisogna cominciare a stare attenti. Bisogna stare attenti, non si è comunque immuni da niente, come a casa che puoi mettere tutti gli allarmi che vuoi, comunque se vogliono ti entrano, però insomma qualche accorgimento va comunque preso. Un accorgimento importante è che non chiudete le auto, qualsiasi veicolo, con i telecomandi, perché hanno degli scanner a radiofrequenza, ti leggono all'istante la frequenza, ti aprono la macchina senza far danno e ti rubano quello che ti devono rubare. E quindi come la chiudi? A mano? A mano, semplicemente. Come fai scattare il clock, come le macchine di una volta. E poi non si immuni da nulla, bisogna stare attenti.